E allora ho detto che voglio fare un'insalata, questa sera la voglio fare un po' speciale. Agli ingredienti che ci ha suggerito prima Sauro, partendo dalla prima pianta di cui abbiamo parlato in questa puntata, vale a dire il finocchio, siamo passati all'erba cipollina, che a me piace moltissimo. Eccola, la vedete qui? È una pianta che sembra in realtà dell'erbaccia normale, poi a sentirla si nota che è cava, è piena, cioè di aria, non è piena, scusate, è vuota, però non è uno stelo semplice come quello dell'erba. E quindi a questo punto scopriamo le proprietà dell'erba cipollina. L'erba cipollina è un'altra pianta erbaccia, chiamata definita erba fine e simbolo della ristorazione, un'erba che non va mai cotta, non andrebbe mai cotta, così ci insegnano gli chef, i cuochi, ma andrebbe sempre aggiunta a fine cottura per evitare che il suo profumo, il suo sapore si perda, si annulli e quindi si deve sentire. Oltretutto, non essendo come la cipolla, essendo questa più delicata, il suo profumo, il suo sapore più tenue si manifesta meno, si ripropone meno a differenza della cipolla in bocca dopo averla mangiata. È una pianta interessante e curiosa perché intanto ha questa azione digestiva, stimola anche l'appetito nel suo tempo, grazie al suo profumo e al suo sapore e ai componenti che contiene all'interno. È una pianta della quale si utilizza tutto, quindi sia la foglia, sia il fusticino, che poi tutta la foglia è un fusticino intero, questo erbaccio, sia i bulbi sotto, nonché il fiorellino. Questo è un piccolo fiorellino che ho trovato qui in mezzo ai cespuglietti e anche questo è edule, è commestibile, molto bello da vedere, in piena fioritura, crea dei colori fantastici e anche i singoli fiorellini sono profumati, sono gradevoli da mangiare e insaporiscono. È da evitare invece di raccogliere lo stelo, il fiore, quando è lignificato, cioè quando porta il fiore sopra, in quanto diventa proprio molto duro, legnoso e non è digeribile, non è mangiabile. Quindi sempre la giovane fogliolina. È una pianta da sfalciare spesso, da utilizzare sempre quando è tenera, quindi i tagli continui che le vengono fatti non fanno altro che stimolare lo sviluppo, il ricaccio, la ripresa vegetativa e la formazione sempre di nuove foglioline che sono pronte per essere utilizzate, mangiate. Man mano che si fa il taglio la pianta cresce e sviluppa foglie più ispessite, più carnose, più grandi. Le giovani foglioline invece sono spesso, le giovani piantine hanno foglioline più fini, più sottili. Poi la differenza sta proprio nell'età della pianta. Ecco, piante come quelle dove si vedono le foglie molto ingrossate non sono altro che piante più vecchie rispetto a giovani filamenti come possiamo trovare qui in mezzo a questi cespugli dovuti a semi che sono caduti, che sono poi rigerminati dando origine a nuove piantine. Domanda, io ho staccato un pezzettino di erba cipollina come sempre per assaggiarla, è buonissima, mi piace tanto. E qui è come uscita una gocciolina. Sì, questo qui è linfa, linfa che la pianta porta all'apice, fa salire e quindi si fuoriesce, non trovando poi la continuità, si blocca lì e scende sotto. Cicatrizzerà fra un pochettino per riprendere poi la sua formazione. Ogni volta che tagliamo non facciamo altro che portare una piccola ferita, ma nessun problema, la pianta immediatamente cicatrizza e poi riprende a rivegetare. Da ogni taglio si forma una piccola, chiamiamola deviazione, una piccola biforcazione e riparte nuovamente la nuova vegetazione, la nuova foglia. Qui in mezzo vediamo foglie anche secche, probabilmente dovute al fatto che abbiamo cimato la pianta, allora gli apici si sono seccati, oppure abbiamo tagliato vicino, qualche apice si è seccato lo stesso, ha sofferto per l'attrito, l'azione che è stata fatta. Quindi la pianta è interamente edule. Durante l'inverno possiamo raccogliere anche i bulbilli che ci sono nel sottoterra
e usarli sott'olio, sotto aceto o così freschi, tal quale. Ma anche per conservarla, tante volte potremo metterla sott'olio le foglioline e sono gradevoli, oltre che insaporire l'olio. La pianta intera è dedicata soprattutto per l'aromatizzazione di un po' tutti i vari piatti, in particolar modo le insalate, dove la cipollina non può mancare assieme alla pimpinella, proprio essendo erba fina e fresca e quindi si usa cruda. Sui formaggi, ad esempio, è buona nelle minestre, per insaporire le minestre, le paste, nonché qualcuno la impiega anche nei liquori. L'aromatizzazione di liquori, si ottiene un liquore gradevole con un suo sapore. L'importante è il dosaggio. Le carni ancora si può impiegare facilmente, ma quello che secondo me è gradevole è il fiore. Questo fiorellino che è staccato ricorda il sapore della cipolla, delicato, abbastanza tenue. Il fiore di erba cipollina è anche molto visitato dagli insetti, dai pronubi, dalle api. Si fa anche un miele di erba cipollina, poco diffuso, poco comune nei nostri territori, però comunque questo miele nei millefiori è interessante, dà una sua profumazione e le api vanno moltissimo sopra a bottinare. Nel momento della fioritura, e siamo nei mesi di maggio, è un cuscino, sembra di essere proprio dentro un'arnia, un cuscino pieno di api che tutti quanti lavorano su questi piccoli fiorellini. Questa ad esempio è una liliacea, quindi appartiene alla famiglia delle liliacee. Ci sono altre allium, come questo è un Allium squenoprasum, un nome botanico, che hanno dimensioni, fiori simili e profumazioni simili, ma cambiano però nel portamento, nello sviluppo, nella forma della foglia. Se vogliamo coltivare in vasetto l'erba cipollina, Questa è una pianta molto semplice, molto facile da coltivare. Possiamo partire da scusa, apro una parentesi, io sono riuscita a ucciderla, me ne ero comprato un vasetto, cosa ho sbagliato? chissà. Vediamo come poter fare. Intanto possiamo partire da seme, come sempre, seminarcelo. Il seme dovrebbe, lo dico dovrebbe, perché non sempre è così, germinare abbastanza facilmente, ma ci sono annate che dà qualche problema, qualche difficoltà. Dai 20 giorni ai 30 giorni, il tempo di germinazione, a volte anche solamente 6-7 giorni, il seme germina e partono con questi filamenti molto sottili che ogni tanto possiamo spuntare, tagliare. Possiamo seminare direttamente nel vasettino, in un vaso del 10, vaso del 12 o 14 per lasciarle ancora più larghe e lì lasciarle per diversi mesi anche. La pianta cresce, sviluppa, bagniamo periodicamente a seconda delle temperature esterne, a seconda del caldo dell'ambiente, che sia appena umido, senza allagare troppo la pianta. Questo è importante, anche questa pianta cresce sì al fresco, ai terreni freschi, ma non vuole troppa acqua. Poi possiamo pensare anche di partire da una pianta già presente in un altro vasetto, dividerla, fare una divisione di cespo, dividere i singoli bulbilli. Possiamo fare questa operazione fine inverno, inizio primavera, o volendo anche durante l'arco dell'estate, ma ci vuole più attenzione e più un accorgimento maggiore. Possiamo propagarla, queste sono le tecniche principali: diffusione, divisione di cespo e seme. La pianta cresce, per rinforzarla tagliamo, cimiamo, intanto utilizziamo i nostri foglioline e la pianta intanto si rafforza, si sviluppa. Evitiamo di fare semine troppo fitte nel vaso, perché poi dopo andranno a soffocarsi e non riusciranno più a crescere a sufficienza. Qualcuno si seccherà anche. Se fossero troppo fitte dividiamo, niente altro. Ancora, erba cipollina ha delle proprietà riconosciute, da dire la uso per questo, la uso per quello? Dovrebbe avere proprietà simili a quelle della cipolla, dell'aglio, ma in genere viene limitato semplicemente il suo utilizzo ad essere una pianta aromatica, digestiva, blando carminativo, quindi per gonfiori, ma molto molto ridotto. Soprattutto stimolante dell'appetito, questo sicuramente. Altri impieghi scientificamente dimostrati non ce ne sono. È un conservante per alcuni alimenti, ma soprattutto insaporisce ed aromatizza i vari alimenti, formaggi. Può andare anche nell'aceto, un'aromatizzazione dell'aceto, perché no, dell'olio. Ma questi sono i suoi impieghi principali. Inizia la sua vegetazione in primavera, quindi fin dalla primavera possiamo impiegarla, utilizzarla. Certo, a molti non piace la cipolla, questa può essere più delicata, però un poco quella nota di cipolla si sente lo stesso. Quindi dalla primavera, appena inizia a far caldo, inizia a vegetare e la sua vegetazione è continua, periodica, fino a quando non arrivano le prime gelate, la quale si affloscia, vediamo, forma queste foglioline gialle sempre più ricadenti in terra e lì scompare definitivamente.
Se la teniamo in vasetto, se siamo in terrazzo, siamo su davanzale, sicuramente non avremo problemi, perché l'erba cipollina è molto appetita dagli animali che vivono sottoterra, sottosuolo, i topi in particolare. Più di una volta mi è capitato di trovare in queste coltivazioni la cipollina che scompariva sottoterra, che si vedevano scendere le foglioline sotto, diciamo, che sta succedendo, e poi dopo rimaneva solamente il bucanino, si capiva perfettamente che il topino si era alimentato in modo particolare dei bulbili in inverno, ma anche in primavera di questo per loro probabilmente anche cibo prelibato, gustoso. Si può anche essiccare perché in commercio, ad esempio al supermercato, nel banco delle spezie si trovano le bottigliette di vetro di erba cipollina secca. Si può fare anche questa operazione. Alcuni chef più pignoli dicono fresca, assolutamente fresca, però in mancanza di altro anche questa operazione è sicuramente utile ed è abbastanza facile. A volte troviamo le foglioline, i fusticini essiccati, oppure addirittura i singoli pezzettini. Si tagliano prima, occorrono delle apparecchiature apposta per essiccarla correttamente. E allora questo è un altro modo per promuovere, per diffondere, per divulgare l'uso dell'erba cipollina. E allora, grazie Sauro. Allora, in questa puntata, io mi sono riuscita anche ad alzare, che meraviglia, quando non si invecchia poi così tanto. Ho malissimo, adesso mi appoggio a Sauro. In questa puntata abbiamo parlato del finocchio selvatico e dell'erba cipollina, quindi in qualche modo abbiamo iniziato ad abbozzare un'insalata autunnale. Abbiamo scoperto le proprietà dei semi di finocchio, che sono quelle di ridurre il gonfiore addominale. Abbiamo scoperto anche che il finocchio può, in realtà noi donne lo sapevamo già, favorire lo smaltimento di liquidi, ha una funzione depurativa. E poi abbiamo scoperto invece che l'erba cipollina, a parte il fatto che è buona da mangiare, ci si può fare il liquore e bisognerebbe usarla sempre fresca, in realtà delle grosse proprietà officinali, diciamo, non ne ha. Perciò grazie Sauro ancora una volta per averci svelato i misteri di queste due piante, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci a tutti, grazie. Ciao! È buonissima, io la uso sempre anche per aromatizzare le mie insalate piuttosto che i miei arrosti, e l'erba cipollina sicuramente ha anche delle proprietà che io non conosco e che mi spiega Valentina. Sì, è un'erba che potendola sfruttare così in cucina possiamo trarne notevoli benefici, anche perché è difficile o comunque non è raccomandabile essiccarla. È un'erba fine, quindi va usata così fresca, pura, come dicevi tu, in insalate oppure per aromatizzare formaggi e poi fare delle tartine oppure preparare degli aperitivi, degli antipasti molto gradevoli. Ha un sapore salino, fresco e è rinomata per le sue proprietà diuretiche, depurative, drenanti, provoca una eliminazione di acqua senza privarci di sali, quindi anche un diuretico molto valido in questo senso. Ricade nella stessa famiglia dell'aglio e cipolla e pertanto ha le stesse proprietà, anche se un pochino più ridotte, antitumorali, ipoglicemizzanti. Riduce il tasso di colesterolo nel sangue, per lo zolfo che contiene anche una proprietà depurativa nei confronti della pelle e del fegato. Quindi è un ottimo rimedio, oltre che una bellissima pianta decorativa, perché comunque ha dei fiori così subsferici color lilla che possono veramente abbellire i nostri davanzali. E poi una volta che sono sfioriti i fiorellini, mangiate. Buon appetito, no scusate, non volevo dire buon appetito, andiamo avanti a scoprire tutto quello che c'è da sapere sull'erba cipollina. Eccoci qua, oggi ricetta lampo rapida e veloce, un antipastino da pochi minuti. Prendiamo della pasta a fillo, conviene per velocità prenderla già fatta in tutti i supermercati, non c'è problema. La tagliamo a pezzetti, facciamo praticamente non da uno sfoglio solo, ma cerchiamo di metterne 2 o 3 insieme. Li appoggiamo leggermente su una teglia antiaderente, non c'è problema perché è già molto unta, quindi non si attacca la pasta a fillo, quindi non abbiamo problemi. È molto morbida e come vedete utilizziamo parecchi sfogli in maniera che dopo possa diventare un millefoglie.
Andiamo ad infornare le nostre piccole sfoglie. Passato appunto una decina di minuti andiamo a toglierle dal forno, attenzione che brucia, e nel frattempo prepariamo il formaggio. Prendiamo alcuni tipi di formaggio, noi in questo caso abbiamo preso una ricotta mista, poi prendiamo un po' di squacquerone, un po' di parmigiano e l'erba cipollina. Qui abbiamo una cipollona più una cipollina, quindi è bella carnosa. Andiamo a stagliuzzarla. La mescoliamo al formaggio. Aggiustiamo con un pizzico di sale. Non molto, perché in questo caso abbiamo messo anche un parmigiano, quindi è già saporito di suo. Dopodiché prendiamo le nostre sfogliettine e andiamo a fare una sfoglia di formaggio, una di fillo, formaggio e fillo, formaggio e fillo, e a questo punto possiamo scegliere se reinfornare il tutto per fare in modo che coli il formaggio, o altrimenti possiamo servirlo anche semplicemente così freddo, magari legato con un bel filo di erba cipollina. Dopodiché possiamo posizionarlo sul nostro piatto d'antipasto e possiamo prepararne 2 o 3 per persona, magari accompagnati con una salsina di erbe o di formaggio fuso sopra. E allora grazie per averci seguito. Avete preso appunti su quello che Katia ha spiegato? Beh, se dovesse esservi, non so, successo qualcosa, avete risposto al telefono, vi siete persi insomma qualche passaggio o semplicemente volete rivedere questa puntata di Diffusion, ma anche in realtà tutte le altre, andate sul nostro canale YouTube, cercate YouTube, quindi www.youtube.it.com, alla fine vi apre più o meno la stessa pagina, e poi cercate il nostro canale che è DTV Canale 90. Ovviamente il 90 è il riferimento al canale che abbiamo sul digitale terrestre, dal quale magari ci state vedendo, oppure ci state vedendo in streaming, perché noi siamo anche in diretta streaming sul nostro sito che è www.d-altotv.net. Bene, questa puntata si chiude qui e vi do appuntamento a domani. Domani venerdì è la puntata di iLife assieme a Giuseppe Valentino. Domani parliamo di automazione di cancelli e in una rubrica dedicata iniziamo a costruire un circuito elettrico. E poi, sempre in una rubrica un po' speciale, perché no, c'è anche l'idea di costruire, anzi scusate, non di costruire, c'è anche l'idea per un forno solare. E allora domani non mancate, perché io vi aspetto qui. Ciao!